Al via la quinta edizione del Salone Nautico qui all'Arsenale di Venezia, un'edizione che combacia con i 700 anni dalla morte di Marco Polo, l'esploratore che portò Venezia nel mondo. L'obiettivo? Raggiungere nuovi record. La manifestazione è iniziata con l'inno di Mameli, cantato dal coro del teatro La Fenice. Taglio del nastro alla presenza, tra gli altri, del sindaco Brugnaro, il presidente Zaia e il vice premier Tajani. L'apertura è stata segnata dal saluto tricolore dal cielo dell'elicottero MH101 e dal lancio degli incursori della Marina Militare, che hanno terminato la loro discesa nelle acque del bacino dell'Arsenale. Che meraviglia! Tra l'altro, guarda quanto è grande questo tricolore. L'evento, divenuto una delle principali fiere internazionali del comparto, ospita 270 espositori, di cui 54 stranieri, e 300 imbarcazioni, con un focus particolare sulla nautica da diporto innovativa e sostenibile. Bisogna ricordare che questo salone è diventato il primo salone nella sostenibilità al mondo. Cioè, qui c'è la ricerca sulla appunto la transizione ecologica, la famosa, perché uno dice cosa sia questa transizione, è quello di mettere in campo motorizzazioni ibride, pensare all'elettrico, pensare all'idrogeno, pensare anche a tutta una serie di studi sulle catene, sulle carene, e tutta questa roba qua è quello che oggi vediamo. La filiera industriale qui è molto variegata, ci sono le industrie grandi che fanno le barche, noi siamo i primi produttori al mondo, ma ci sono anche i cantieri più piccoli e poi c'è una filiera incredibile di artigiani che costruiscono per questi cantieri. Il Salone ogni anno cresce e lo fa ispirandosi alla bellezza dell'Arsenale, riscoprendo la storia veneziana e italiana del rapporto col mare e affrontando i temi però anche della modernità, della sostenibilità, della transizione ecologica e appunto del ridisegno di una nautica in chiave maggiormente sostenibile. Ci sono la cantieristica veneziana sia per la manutenzione sia per la costruzione di nuove barche in legno, ma con la sfida della sostenibilità e quindi con motorizzazioni elettriche o ibride. Ci sono tutta la cantieristica da diporto, quindi da barche dai 3 ai 9 metri, e poi in acqua un parterre di barche, un display che è di oltre 1,5 km di pontili, che ci permette di conoscere il meglio della cantieristica italiana ed europea. Non solo vetrina d'élite, ma occasione per ripartire dalle storiche acque della laguna e con un altro grande obiettivo. Adesso si tratta di riuscire a trattenere queste barche anche per i periodi invernali a Venezia, in tutta la costa veneta, dove dobbiamo efficientare le darsene, i porti. Il porto di Venezia e la marittima deve essere un luogo dove ci vengono ancora e devono tornare i mega yacht, quelli che sono a Barcellona adesso, perché un mega yacht ha qualcosa come 50-100 persone di equipaggio, devono rimanere anche d'inverno.